noi ha aiutato parecchio a far conoscere questa valle, perché la Valle di Mezzane, che è all'interno della denominazione Valpolicella e un po' della zona del Soave, è un po' più lontana dalla zona classica di produzione, è una zona più rurale ancora, più contadina, meno vicino alla città, meno vicino al lago, alla parte turistica della nostra bellissima città Verona. Di conseguenza il vino è stato un qualcosa di trainante, perché molti appassionati di vino cercavano la qualità e sono arrivati a conoscere il nostro bellissimo territorio, una bellissima valle. Siamo ancora in un'isola felice, dico io. Mezzane è proprio quel posto in cui non ci sono industrie, c'è solo un po' di artigianato, proprio il vero artigianato locale, quindi dal fabbro, dal falegname, e noi agricoltori. L'agricoltura ne fa da padrone, si trovano ancora albicocchi, ciliegie, oliveti molti, e poi la vigna ovviamente che sovrasta dalla collina alla pianura, ci copre in ogni parte, quindi è proprio quell'isola, come ripeto, felice non solo per la vigna e il territorio, ma proprio quel microclima fantastico che c'è. La terra della Val di Mezzane è unica, è particolare ed ha delle caratteristiche particolari al vino. Questo perché la Val di Mezzane ha dei terreni di origine calcarea. Nel caso nostro abbiamo anche dei vigneti però su terreni di origine basaltica, sulle colline di San Briccio, ed è lì che produciamo i vini rossi. Questi terreni di venatura basaltica danno delle caratteristiche particolarissime, cioè danno la concentrazione ai vini rossi, ma riescono a mantenere freschezza, danno una nota speziata di tabacco, balsamica e mantengono sempre una grandissima finezza. E questo credo che sia il compito del produttore, dell'artigiano del vino, cercare di fare il vino più buono del mondo, ma che esalti le caratteristiche dei propri terreni e del proprio terroir. Fare vino in questo territorio significa cercare di produrre un vino che esalti l'unicità, il carattere, la personalità delle nostre vigne, del nostro vigneto. Noi siamo legati a quello che la terra ci offre e il nostro scopo, la nostra idea è quella di valorizzarla al meglio.